anche per lavorare, perché una cornice come quella delle Olimpiadi, che sicuramente è sport, è divertimento, è un'unione di tante nazioni, è un, diciamo, leitmotiv, un filo conduttore comune, ma è anche una vetrina dove le nostre imprese presentano i loro prodotti, soprattutto quelli dello Sport System. Allora, come ICE, come Istituto di Commercio Estero, nella scia della diplomazia della crescita e della diplomazia dello sport, proprio un combinato disposto di questi due elementi che sono molto voluti dal nostro governo, in particolare del ministro Antonio Tajani, abbiamo organizzato un incontro tra degli operatori che abbiamo portato in Italia, abbiamo portato circa 40 operatori dello Sport System, per incontrare delle aziende. Mentre noi stiamo parlando, ci sono almeno 40 operatori che stanno incontrando almeno 50 aziende con una batteria di business matching, quindi di incontri tra domanda e offerta per andare a raggiungere quell'obiettivo, quello che ci proponiamo, di riuscire a instradare nel percorso dell'internazionalizzazione delle aziende, soprattutto quelle medio-piccole, che proprio in un contesto come questo delle Olimpiadi riescono ad incontrare dei clienti che abbiamo invitato per vedere le Olimpiadi, quindi si predispongono con un mood positivo nei confronti del Made in Italy, proprio per sviluppare delle nuove occasioni di business.